Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Ciak in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti, attori e registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' le loro storie, le loro avventure. In compagnia di Marinella Frau e Luca Lubina. E alla regia come sempre il nostro caro Priamo Meloni. Oggi con noi Marta Orzella. No! Orzella. Marta Orzella. Proietti Orzella, come? Marta Proietti Orzella. Ne abbiamo parlato prima. No, sto facendo un po' di minestrone. Ma tu hai due nomi o due cognomi? Accidenti, certo che cominciare così, Allora, Marta, vabbè, lo scriviamo nel post comunque, bene. Mi raccomando, no. non sbagliatelo come sempre. Hai una Quindi, più di non errori. Voi, in generale. Hai una tradizione di errori con questo doppio cognome. Guarda, quella più particolare è proprio il riassunto, no? Il mix fra Proietti e Orzella. Una volta un articolo sul giornale locale, il quotidiano, avete capito quale? Sì. Noi abbiamo molti. Titola Marta Orzetti. Ecco, ha fatto una bella sintesi. Però siccome era un articolo sul monologo che interpretavo in quel periodo, un pesciolino di Pasolini che interpretò Laura Betti, lui la scrisse per questa grande attrice, allora forse volevano fare la rima con Marta Orzetti nel ruolo che fu per la Betti. Allora, vabbè, però fa rima, detti dai. questa Ci sta. questa motivazione e quindi l'accettai. Marta Proietti Orzella, prova a pronunciarlo bene. Marta Proietti Orzella è con noi a unicaradio.it. Un inizio esaltato. una delle Hai nostre più conosciute attrici, Marta, a Cagliari, e non solo a Cagliari. Mi chiamano esattamente come mi chiamo, ecco, conosciute proprio per questo. Noi stavamo scherzando. Ma sì, è facile comunque incappare in un doppio nome piuttosto che un doppio cognome, no? Scambiarlo per un doppio nome. Diciamo che sì, è più comune il doppio nome che il doppio cognome, anche se ultimamente, non so se avete notato, ma pullulano i doppi cognomi. Sì, io per anni l'ho omesso perché mi vergognavo, perché era raro, perché non mi piaceva Orzella, che appunto sembrava un nome. Però oggi ci ho fatto pace. Nella mia carta d'identità c'è Proietti Orzella, mio padre si chiama Proietti Orzella e adesso mi piace, anche se lo sbagliano. Guarda, da oggi il mondo intero saprà com'è veramente questa storia, l'origine del tuo nome e cognome. L'abbiamo non sbaglierà più nessuno. Codificata definitivamente. Non sbaglierà 5 più minuti nessuno. di intervista sul cognome. Chissà. Invece no, diciamo un pochino qual è la tua storia teatrale, lavorativa. Quindi tu sei laureata in scienze politiche. Io sono laureata con lode in scienze politiche. E poi hai studiato in Francia con per 4 anni. Sì, la Francia c'entra, esatto. Certo. Però poi che succede? 2 lauree, 2 percorsi che si fondono, perché dicevo, a proposito della laurea in scienze politiche, io feci una tesi dal titolo Teatro e rivoluzione, 2 punti, l'esperienza del maggio francese. E allora indagai su tutte quelle espressioni teatrali durante il 68 parigino, il teatro nelle fabbriche e via dicendo, non voglio annoiare, che mi permise comunque di fare un'indagine sul territorio proprio nel mio lavoro di tesi bilingue, e che mi portò appunto anche a sviluppare, a centrare questa mia passione, no? Parallela, che poi è diventata il mio lavoro, ecco, alla fin fine. Quindi ho scelto la strada del teatro, però la laurea in scienze politiche si è conclusa con una tesi che era il giusto compromesso fra le 2 cose. Come è avvenuto questo passaggio? Fisicamente, tecnicamente, questa scelta di buttarti in un altro mondo? Ma senti, io non so esattamente quando ho deciso di buttarmici, perché le cose poi sono avvenute in modo abbastanza fluido, naturale. Ricordo che comunque, a proposito di laurea in scienze politiche, un mio pallino era un po' quello di fare la carriera diplomatica, difficilissimo. Mi ricordo, feci uno dei grandi concorsi all'Hotel Ergife, certo, a Roma. A Roma, un concorsone mi pare per la Commissione Europea.
per non so quanti posti alla Commissione europea. E devo dire che le selezioni andarono anche discretamente bene per me. Però ecco, mi trovavo a Roma, contestualmente leggevo dei casting delle scuole di recitazione, andavo a vedere gli spettacoli teatrali, ero molto attratta da questa cosa qui. Poi il concorso non arrivai fino alla fine perché era alquanto impossibile, era molto difficile superare quel concorso. Una volta tornata da Roma mi chiesero di fare una regia. A Parigi avevo studiato non solo recitazione ma anche regia. Si trattava di una compagnia di professionisti che mi dava questa grande fiducia, anche perché ero giovanissima. E allora accettai, ho diretto anche attori professionisti più grandi di me, con un'esperienza anche più fitta, e da lì niente, il mio percorso è andato, come dicevo, in modo fluido verso la carriera teatrale e registica. È andata così, ho accantonato l'altro aspetto. A poco ha preso il sopravvento. Sì, a poco, senza, quindi fisica. Tu mi chiedi come è avvenuto concretamente? Non lo so. Così, ma in famiglia c'è stato uno shock? Oppure hanno accettato questa tua scelta di cambiamento? No, l'hanno accettata, anche perché, ripeto, è andata talmente tanto graduale, sì, insomma, che non è stata un buttarsi nel vuoto. Non è stato uno shock, mamma e papà, da oggi voglio fare teatro, assolutamente. Poi d'altronde ho dato un sacco di soddisfazioni, sono sempre stata una secchiona, una studentessa modello, fino alla laurea, il mio l'ho fatto. E devo dire, sì, mi hanno seguita per un po', adesso un po' meno, però mi hanno sostenuta, venivano a teatro, non mi dicevano niente, né brava né pacche sulla spalla, però c'erano, e quindi... Tu hai vissuto a Parigi chiaramente per questo corso di studi. Sì. E poi hai fatto tanto teatro, tante regie, tante produzioni, ma hai sempre vissuto in Sardegna, a Cagliari, o tutto questo lavoro l'hai diviso non solo in Sardegna ma anche in altre città, in altri posti? Ti faccio questa domanda perché tu sei un'attrice, riesci a lavorare come attrice, fai delle produzioni, e noi qui ogni tanto indaghiamo, quasi sempre, per capire se qui poi uno può riuscire a vivere di teatro, a fare l'attore. Sì. Senza doversi spostare continuamente per andare a cercare lavoro da altre parti. La Sardegna sta diventando, o è stata, un posto dove uno può aspirare a fare questo lavoro? Assolutamente sì. Non voglio essere ipocrita, cioè non voglio dire certamente è facile. No, io mi ritengo anche fortunata, e devo dire, anche in quel caso tornai dalla Francia, tornai da Parigi dopo il diploma, quindi dopo 5 anni e mezzo. Ritorno con l'intenzione di ripartire, naturalmente, perché insomma, come si fa? Come si fa? L'ho fatto perché poi alla fine, una volta tornata in Sardegna, mi ricordo per le vacanze, poi alla fine dopo il diploma, era estate, cominciano a chiedermi appunto di fare una regia di qua, un laboratorio di là, un lavoro come attrice scritturata, e allora ti trattieni perché il lavoro ha una certa continuità e poi diventa praticamente la tua strada. A me è andata così, è chiaro, ho viaggiato tanto, nel senso ho preso spessissimo la nave i primi tempi per andare a fare i provini fuori, no? A Roma piuttosto che a Milano, a Genova, li ho fatti dappertutto. Ho partecipato a delle masterclass, a dei percorsi di formazione, di alta formazione, ho vinto delle borse di studio, ho partecipato a concorsi nazionali che prevedevano delle residenze, insomma mi sono data da fare più che altro per approfondire il mio percorso, ecco, e per confrontarmi. Però devo dire, lavorare in Sardegna in modo continuativo e più o meno stabile per me è stato possibile. Io anche quando me lo chiedono, vado a fare gli spettacoli o i laboratori nelle scuole, e tanti ragazzi dicono: ma
ma come posso? Chiedo, avete una passione per esempio? Sì, però qui figurati, ecco, c'è questo, ma figurati se in Sardegna posso contare. No, bisogna crederci, bisogna studiare, quello che dico è bisogna studiare. Non bisogna fermarsi mai nella formazione, nello studio, quello è importante. Spirito di lavorare e sacrificio studiare. anche, perché spesso siamo pigri, no? Ma poi si Allora pensa vogliamo molto tutto spesso che sia un subito. gioco, no? La recitazione, il mondo Esatto. della recitazione, invece non lo è proprio un lavoro a tutti gli effetti. Assolutamente. Tu pensi sia studia. più importante il talento o lo studio? Anzi, tu pensi che il talento sia una dote naturale sulla quale uno poggia lo studio? Oppure pensi che uno che è dotato di un grande talento possa in qualche modo concedersi qualche libertà? Allora, mi fai una bella domanda perché dipende. No, io penso che il talento sia una cosa proprio oggettiva, cioè chi ha talento ha tante cose che altri magari devono studiare. Ecco, chi ha talento certe cose le fa anche spontaneamente. Chi ha talento è perché ha quel fuoco, ha quel Dioniso, no? Quella roba lì che ti cattura spesso e volentieri. Poi si parla tanto, no? Di presenza scenica, di occhi che ti brillano. Vabbè, riassumiamo un fuoco dentro, qualcosa per cui quasi quasi sei portato fin dalla nascita, ce l'hai nel sangue. Allora lì è chiaro, lo studio può anche venire meno, Ci sono degli attori anche alle prime armi che magari ti sorprendono perché dici, questo. Però il talento va anche coltivato, va anche modellato, ecco, quindi poi c'è talento e talento. Il talento straordinario magari non ha neanche bisogno di un giorno di studio, ma sono tanto rari. Beh, certo, sì, è come vincere al Superenalotto. E poi talento vuol dire anche che un attore secondo me deve essere versatile, e quindi magari uno è talentuoso per un genere e magari invece per l'altro, no? Genere, parliamo teatrale, genere teatrale, ha bisogno di studiare, quindi un po' l'uno e un po' l'altro. I talenti eccezionali, una tantum, li possiamo andare da soli, lasciare andare da soli come cavalli. Testa chino e pedalare, insomma. Sì. Ci sono dei lavori o dei personaggi a cui sei particolarmente legata e affezionata? Allora, miei lavori? O tuoi lavori oppure personaggi che hai interpretato che ti sono rimasti? Questa è una domanda molto difficile per me, perché a proposito di versatilità, cioè io a me piace anche un po' il trasformismo, no? Faccio tanti spettacoli in cui interpreto diversi personaggi, mi piace proprio cambiar pelle in continuazione, anche in uno stesso spettacolo, no? E quindi sono talmente tanti, talmente ci sono affezionata ad ognuno di loro che è difficile per me rispondere a questa domanda. Forse ce n'è uno che nacque da improvvisazioni, uno spettacolo meraviglioso, si intitolava Sonnai, cioè sognare, no? Per la regia di Davide Iodice, regista napoletano che tra l'altro quest'anno ha vinto anche il premio Ubu. Dunque, quello era un progetto pieno anima e cuore, perché era uno spettacolo dove c'erano attori professionisti e senza tetto, quindi era di per sé un progetto pieno di tanto cuore, ecco, anche perché noi attori professionisti avevamo fatto un laboratorio teatrale con loro, quindi c'era già stato un rapporto di più o meno 8-9 mesi di laboratori, conoscenze. E allora durante tutto questo percorso il regista ci chiese di pensare ad una figura. Per figura si intendeva un personaggio che avesse comunque un ruolo nella storia che stavamo raccontando e che fosse anche un po'
come dire, il titolo di una sequenza, ecco, di questa storia, un po' difficile da spiegare. Comunque questo personaggio che venne fuori da un'improvvisazione fu questa scout, quindi sono affezionata a questo ruolo, che era tragicomico. In effetti io mi diverto molto con i personaggi che sono tragicomici, perché mi ci ritrovo proprio bene, perché io sono un po' così anche con me stessa, no? Sono autoironica, però è quell'autoironia che delle volte è un po' amara, ecco, e quindi mi riconosco ogni tanto questa profondità che forse è troppo profonda, però anche la voglia di smorzarla. E questa scout, sì, a questo personaggio sono molto affezionata. Poi Davide Iodice scrisse un libro sul suo metodo registico e citò tra le altre figure, come le chiamava lui, proprio la scout, questo personaggio che avevamo costruito assieme a partire proprio da improvvisazioni. Lui, ricordo che tutto cominciò con una corda e forse pochi altri oggetti legati al mondo dello scout. Io non ho mai fatto la scout, tra l'altro. Mi ricordo che irrompevo a metà spettacolo da una porta, dalla porta tagliafuoco, così si chiama, insomma, che stava proprio dietro il pubblico stava sul palcoscenico, per cui proprio rompevo con la mia tenda, cadevo, insomma era una scout veramente drolla, quindi questo era un po' l'elemento comico che si portava appresso, con gli occhialoni, miope, talpa come me. E niente, poi si imbatteva contro questa umanità rappresentata appunto da questo gruppo della Caritas, e da lì il confronto. Mi ricordo che cercavo di accendere un fuoco, ovviamente senza riuscirci. C'erano degli elementi comici, però c'era anche la paura del buio. A un certo punto si intonava la musica di Pinocchio, che a me fa piangere. Sì. Quindi c'era tanto della mia infanzia, dei miei incubi, le bestie nere, e c'era questo sogno che facevo tormentato dopo essere riuscita finalmente a montare la tenda. Sì, devo dire che quel personaggio, quel ruolo, bello. Sì, poi aveva una sua evoluzione, finivo col mangiarmi letteralmente proprio in scena, me le mettevo in bocca e masticavo le pagine di questo manuale, che era in sostanza il manuale di come della sopravvivenza, va bene, un po' come tutti gli scout, ma qui si parlava di sopravvivenza oggi e in generale. E quindi niente, sì, adesso se ci penso ho voglia di rifarlo, però lo spettacolo purtroppo credo sia morto. E invece tu fai molto laboratori, molta scuola di formazione alla Scuola di Arte Drammatica di Cagliari. Non solo, sei una comunque delle insegnanti sì, che prepara i giovani talenti o no, abbiamo capito, verso il teatro, verso sì, il cinema. Ecco, quanto influenza il lavorare con questa formazione degli altri sulla tua personale evoluzione? Cioè, quanto prendi anche da tutto questo? Tantissimo. Intanto perché ora, senza usare gli allievi come cavie, certo, per carità. Quindi, stiamo parlando di emozioni, sì, coinvolgimento era una battuta dell'attore. Sì. Beh, intanto nell'operazione di mostrare però spiegare, proporre qualcosa e tirar fuori qualcosa dagli allievi, l'attore, il regista fa un lavoro anche su se stesso, perché è un po' come, mi sono resa conto, ho elaborato questa faccenda,
appoggiare delle cose, no? Le stai spiegando, le stai esprimendo perché per il bene, no? Per tirar fuori il meglio dell'altro, ma contestualmente stai chiarendo delle cose anche per te, non so come dire. No, chiaro, E certo. poi, vabbè, piglio molto dall'entusiasmo, cioè noi ci divertiamo proprio, e quindi tutto questo io insisto tanto sulla dimensione gioco, ecco, degli incontri, perché quando poi diventa una professione, delle volte si perde, no? Questo fuoco, Sì. questo guizzo, anche soltanto la voglia di giocare e di leggerezza proprio. E invece ai laboratori, per me, imponendo, no, questa cosa, la ritrovo anch'io, e quindi io sì, ritorno sempre dai miei incontri un po' stanca, come è ovvio che sia, anche perché sono incontri serali a fine giornata, però assolutamente carica. E poi mi piace avere a che fare con ognuno dei miei allievi. Marta, io avrei di loro. voluto farti altre 1000 domande. Sì. Però Perché- Marta è lunga, però lo so. purtroppo abbiamo sforato anche il nostro tempo a Oh. disposizione. Ma Quindi una volta ti inviteremo tanto, una prossima mi volta per fare un spiace. secondo tempo. Ma sì, perché certo, dovevamo Vabbè. parlare di cinema. Assolutamente Certo, sì. non ci siamo arrivati Ci oggi. sarà una La prossima Ma io volta, ritorno, senz'altro. Assolutamente sì. Anche perché vi devo raccontare di un progetto. Come? vabbè, Noi dai. abbiamo sempre la nostra domanda delle 100 pistole: che progetti hai? Ma io E prima del tutti ci progetto dicono- volevo chiederle no, e poi altre tutti cose. ci dicono no, però non te ne posso parlare. Marta ce ne voleva parlare, abbiamo Invece, finito il vabbè. tempo. Alla prossima volta. Certo, Dai. assolutamente. Grazie mille per essere Grazie stata a con voi, noi. Ci vediamo come piacevolissimo. sempre. Ci sentiamo su unicaradio.it tutti i martedì alle 20. Grazie. Ciao. Grazie a Marta. voi, ciao.